Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'uomo sbranato dai cani a Bagheria, parla l'avvocato dei familiari della vittima, segni evidenti di aggressione. Mentre l'eruzione sull'Etna rallenta, continua l'afflusso dei turisti che fanno a gara per un selfie a bordo lava, un pericolo per la loro incolumità ma anche per quella dei soccorritori. Falsi di marca pubblicizzati sui social. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 7.000 prodotti e denunciato 3 commercianti. Operazione contro la contraffazione anche a Catania. Un modello rifiuti che funziona. Messina al 58% di raccolta differenziata e punta al 65%. Schifani presente all'evento che ha riunito i principali consorzi per il riciclo. A Catania, centro storico invaso da migliaia di auto. I cittadini non si affidano ai mezzi pubblici, troppo attesa alle fermate, si lamentano. Oggi è la giornata nazionale del Braille, anche a Catania, laboratori, visite gratuite e iniziative per sensibilizzare nei confronti delle persone non vedenti. Calcio, il Catania cerca il riscatto ad Altamura, Palermo al lavoro per la gara di domenica a Cosenza che deciderà il futuro dell'allenatore Dionisi. Appello del sindaco Basile per salvare il calcio Messina. Ancora in primo piano la vicenda dell'uomo morto a Bagheria che sarebbe stato sbranato da un gruppo di cani. L'avvocato della famiglia della vittima, segni evidenti di aggressione. Marco Gullà. I primi risultati dell'autopsia farebbero emergere un'aggressione feroce da parte dei cani corso nei confronti di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni morto nella sua campagna a Bagheria. Ma per stabilire definitivamente cosa sia successo bisognerà attendere gli esami agli organi vitali, quelli istologici e al DNA che sarà eseguito sugli animali. Vi sarebbero delle ferite agli avambracci e anche in altre parti del corpo che denoterebbero un tentativo di difesa della povera vittima, e quindi l'ipotesi iniziale degli investigatori sembra sempre più accreditarsi. Gli altri dati che abbiamo acquisito con certezza sono la presenza di quei 3 cani corso all'interno della proprietà del signor Maggiore negli istanti subito successivi al fatto, quando sono sopraggiunti i figli. La moglie dell'indagato e proprietario dei cani ha ribadito che i rapporti con la vittima erano ottimi, ma sembra che invece qualche screzio in passato ci sia stato, soprattutto per la presenza costante dei 3 molossi nel terreno di Salvatore Maggiore. La salma è stata restituita alla famiglia, domani saranno celebrati i funerali alle 11 nella Basilica di Sant'Anna a Santa Flavia. Cambiamo argomento. Mentre l'eruzione sull'Etna rallenta, il fronte lavico è quasi fermo, continua però l'afflusso di migliaia di turisti che fanno a gara per un selfie a bordo lava. Un pericolo per loro ma anche per i soccorritori. Eva Spampinato. L'Etna non smette di far parlare di sé. Anche il prestigioso New York Times dedica un reportage alla spettacolare eruzione del vulcano che ha fatto il giro del mondo non per peculiarità scientifiche, ma per peculiarità autoctone, ovvero i siciliani stessi e i loro selfie estremi con la lava. Dalla ragazza con i tacchi agli amici a torso nudo ripresi dai quotidiani fino al ragazzo che forgia i posacenere. Purtroppo tutto quello che è girato in questi giorni dall'inizio della colata sui canali social ha fatto diventare questo spettacolo naturale straordinario, unico, bellissimo, l'ha fatto diventare un grande Luna Park, e la gente non si rende conto che per andare al campo lavico principale deve camminare per 1 ora e mezza su una strada innevata e poi deve ritornare. Il percorso è lungo e faticoso, bisogna andare con attrezzatura idonea, con lampe, dei caschetti. E se c'è chi fa milioni di visualizzazioni passando con lo snowboard a pochi centimetri dalla lava incandescente, c'è anche chi porta ad alta quota una caratteristica tutta catanese, l'arrusti e mangia. Tossici, c'è una cosa da... Momento trash in pieno stile Roccaraso che chi ama il vulcano e ne rispetta storia e natura non può accettare, come il geofisico Roberto Guardo. Intanto le autorità hanno stabilito un nuovo piano viabilità sulla SP92.
Le persone possono accedere nella zona di Piano Vetore, dal bivio di Monte Vetore Superiore, e possono posteggiare ovviamente a Piano Vetore o nelle zone un po' più in basso, vicino anche ai cancelli demaniali, ma possono uscire da questo percorso o dal bivio di Monte Vetore Inferiore oppure dalla Trazzera Milia che fa capo al comune di Regalla. Indietro questo percorso non si può fare. Falsi di marca pubblicizzati sui social. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato più di 7.000 prodotti e denunciato 3 commercianti. Emanuela Corsi. Anche la contraffazione sta al passo con i tempi e si apre all'e-commerce. Non più bancarelle per le vie della città o al mercato, ma veri e propri negozi che, sfruttando le piattaforme social, propongono agli acquirenti borse, scarpe, capi d'abbigliamento e orologi di lusso, ovviamente falsi. L'ultimo caso a Palermo, dove la Finanza ha sequestrato più di 7.000 prodotti contraffatti e denunciato 3 commercianti che pubblicizzavano accessori e abiti di lusso su Facebook, Instagram e TikTok. Nel corso di un controllo in un negozio nella zona di via Montepellegrino sono stati trovati capi di abbigliamento, pelletterie e scarpe di note grigie. Nuovi arrivi. In questo video si sente un commerciante promuovere i nuovi arrivi, anche questi contraffatti. Tantissima merce. Venitela a trovare. Nel negozio situato nel quartiere Noce sono stati scoperti e sequestrati oltre 2.000 prodotti contraffatti di lusso, esposti sui banconi e gli scaffali del negozio che appariva a tutti gli effetti come una vera e propria boutique. Un altro negoziante su TikTok reclamizzava la vendita a prezzi stracciati di giocattoli e biancheria. Sequestrati più di 5.000 prodotti per bambini potenzialmente rischiosi per la sicurezza e la salute. Sequestri anche a Catania, dove i finanzieri della compagnia di Caltagirone hanno requisito, come vediamo in queste immagini, oltre 300 capi contraffatti di note marche in vendita in un mercato comunale. Il responsabile è stato denunciato. Una madre ha accoltellato la figlia di 14 anni, avrebbe sfogato così la propria rabbia per un litigio con l'ex compagno. Prima ha sbattuto la porta in faccia alla ragazzina, poi l'ha ferita ad un braccio con un coltello da cucina, procurandole una ferita di ben 8 centimetri. È stata la ragazzina a raccontarla alla polizia. In ospedale accanto a lei è arrivato il padre, separato da anni, che ha confermato l'escalation di violenze da parte della donna. Il modello Messina sui rifiuti consegnato nelle mani del presidente della regione Schifani, che ha partecipato alla seconda edizione di un'iniziativa sul riciclo. La città dello Stretto è al 58% di differenziata e punta a superare il 65%. Francesco Triolo. Messina diventa un modello in Sicilia per la differenziazione dei rifiuti e del riciclo, un concetto ribadito durante l'iniziativa dei 65 oltre, evento promosso da Messina Servizi che ha riunito esperti del settore e rappresentanti dei principali consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi. Al centro del dibattito le strategie per raggiungere gli obiettivi europei di riciclo al 2035 e le innovazioni nel settore della gestione dei rifiuti, con un focus sulle migliori pratiche applicabili alla Sicilia e alle realtà metropolitane, che a Messina hanno consentito di superare il 58% di raccolta porta a porta, ad un passo dall'obiettivo del 65%. Siamo partiti con tante opere di sensibilizzazione e i risultati appunto si sono visti, quell'agognato 65% è sempre più vicino, frutto di una collaborazione fra comune, Messina Servizi, consorzi e soprattutto cittadini. Frutto dell'impegno dell'azienda di Messina Servizi, della volontà dell'amministrazione comunale, ma poi della collaborazione di tutti i cittadini e di tutti i commercianti che tutti i giorni separano correttamente carta e cartone e che appunto utilizzano i servizi di raccolta differenziata messi a disposizione da questa città. Il modello seguito da Messina è stato consegnato al presidente della regione Renato Schifani, che questa mattina sedeva accanto al sindaco Federico Basile, all'ex Cateno De Luca, un'alleanza ormai acclarata che adesso punta alla realizzazione degli impianti di trattamento per completare il ciclo dei rifiuti. Ma altrove non va così bene. Nelle immagini che stiamo per vedere, i compattatori della raccolta differenziata dell'immondizia sono incolonnati a causa di un guasto tecnico nell'impianto TMB della Sicula Trasporti Allentini, quello cioè che si occupa del trattamento dei rifiuti secchi residuali. La Gema si scusa per i ritardi che si potrebbero verificare oggi nella raccolta di questa frazione.
A Catania, centro storico invaso ogni giorno da migliaia di auto, i catanesi non si affidano ai mezzi pubblici, troppo attese alle fermate, dicono. Tonino De Mana. Migliaia di mezzi che si riversano nel centro storico di Catania. La comodità di non lasciare l'auto, pochi parcheggi e scarsa fiducia nel trasporto pubblico locale. Ruota su questi fattori il caos quotidiano che manda in tilt il sistema nervoso degli automobilisti e non fa dormire sonni tranquilli all'amministrazione comunale. In molti, specie nelle giornate piovose, non rinunciano all'auto e basta ascoltare alcune voci per comprenderne il motivo. Si può essere soddisfatti? Prova a chiedere agli autisti e alle altre persone. Se dovessi dare un voto al servizio? 3-. Perché non ci sono i mezzi pubblici adatti e idonei. Devo prendere 2-3 autobus e non mi va tanto bene. Se dovessi dare un voto al servizio AMTS? No, 5. Oggi ho dovuto aspettare 1 ora e 10 e devo aspettare un'altra ora e 10 per ritornare. Può ricordarci il tratto? Quello che va dall'ospedale Garibaldi Nesima fino qui al Duomo. C'è confusione, non sono in orario e compagnia bella. No, non mi fido tanto. Ma l'autobus molte volte sono in ritardo, devo aspettare 3/4 d'ora, anche un'ora. Si salva il BRT Bus Rapid Transit, il cui tragitto è per lo più in corsie preferenziali. Il BRT è un servizio che regolarmente ci offre una possibilità di muoverci all'interno della città di Catania. Devo dire che la circolare BRT funziona, anche se io non l'ho mai presa, sono un po' comodista. Metropolitana che viene presa d'assalto in occasione dei grandi eventi, tipo la festa di Sant'Agata, ma che non è a misura di disabile, con la maggior parte delle fermate che non prevede l'accesso ai portatori di handicap. In questo senso, l'auspicato cambio di passo tarda ad arrivare. Sta meglio il vigile urbano colpito da un malore mentre faceva le multe in via Gabriele D'Annunzio a Catania. L'uomo adesso respira autonomamente e i parametri vitali sono nella norma. Nelle prossime ore lascerà il reparto di rianimazione per andare in cardiologia. La prognosi è ancora riservata. L'incontro in Confindustria Catania tra la ST e i sindacati non ha soddisfatto i lavoratori, per i quali è stata confermata la cassa integrazione. Ci sono ancora tanti dubbi su eventuali tagli del personale. Adelaide Barbagallo. Il tanto atteso incontro in Confindustria tra i vertici della STM e sindacati non ha fugato dubbi e preoccupazioni sul futuro del sito industriale a Catania. Dalla multinazionale italo-francese nessuna risposta chiara sulla cassa integrazione per 2.500 lavoratori su 5.400 dipendenti, né tantomeno sull'entità dei tagli del personale. L'azienda ha smentito che si tratti del 6% della forza lavoro. Nonostante ciò, la ST conferma gli investimenti nel nuovo impianto a Catania per i wafer in carburo di silicio, cui sono destinati 5 miliardi di euro. Quindi, da un lato vengono confermati gli investimenti di prospettiva e dall'altro il governo, che è proprietà di ST perché ha il 13,5% delle quotazionarie, aveva dichiarato 3.000 assunzioni su Catania a fronte dell'investimento di 5 miliardi. Dall'altro lato l'azienda non ha mai confermato le 3.000 assunzioni, però oggi invece parliamo di tagli e non abbiamo ancora capito di quanti e di come farli. Quindi è una contraddizione che abbiamo bisogno di chiarire e l'unico posto dove possiamo farlo è al Ministero. I sindacati chiedono garanzie su occupazione e investimenti. La cosa che ci preoccupa di più è la riorganizzazione annunciata, che riguarderà sia la parte produttiva che la parte non produttiva dei vari siti italiani. Tinte fosche arrivano dagli Stati Uniti, dove c'è un'azione collettiva da parte degli azionisti. I vertici dell'azienda sono accusati di aver gonfiato gli utili per coprire un buco di bilancio. Tutto questo si teme possa avere ripercussioni anche a Catania. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie. Passo avanti per l'ospedale di Agrigento che si dota di nuove attrezzature. Davide Sardo. Un'attacca tutta nuova e dispositivi diagnostici all'avanguardia all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Stamattina il taglio del nastro delle attrezzature all'unità operativa di radiologia medica, mentre altri dispositivi radiodiagnostici sono destinati al pronto soccorso. Le apparecchiature garantiranno diagnosi più rapide e precise. I pazienti che accedono di pronto soccorso non dovranno più spostarsi nei corridoi dell'ospedale per raggiungere la radiologia.
tecnologia. Per quanto riguarda la TAC, sicuramente questa TAC di ultima generazione colma un gap tecnologico dove determinati esami fino a ieri non potevano essere eseguiti. Ad oggi questa TAC è abbastanza molto performante. Per i dirigenti medici e gli specialisti l'aggiornamento tecnologico è indispensabile anche per ridurre i tempi di attesa. Delle immagini più nitide può lavorare anche su esami e su patologie, ad esempio quelle cardiache, per le quali le TAC di base non riescono a dare la stessa definizione. La nuova strumentazione diagnostica rappresenta un salto di qualità per il sistema sanitario agrigentino. Oggi è la giornata nazionale del Braille, tante le iniziative e i momenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Tonino De Mana. Convegni, workshop, visite gratuite con iniziative in tutta Italia perché il 21 febbraio ricorre la giornata nazionale del Braille. Un momento di confronto, di approfondimento e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti. Tanto è stato fatto e tanto ancora resta da fare in una città, Catania, che purtroppo non brilla alla voce inclusione. No. La città di Catania non è una città per non vedenti e dobbiamo lavorare tutti insieme per diventare non città per i non vedenti, ma città per i cittadini. Inclusione attraverso il linguaggio grazie all'ASP. Anche realizzando un testo tradotto in braille che consente ovviamente anche a questi, agli utenti, a questa fascia di popolazione che ha questo handicap, di poter conoscere quella che è la nuova offerta sanitaria. La giornata nazionale del Braille assume quest'anno un rilievo speciale perché coincide con due importanti ricorrenze: il 200° anniversario della nascita di Louis Braille e il centenario del primo testo di pedagogia speciale di Augusto Romagnoli. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con una ampia e ricca pagina sportiva. Siamo al calcio, il Catania domenica cerca il riscatto ad Altamura. Marco Carli. Il Catania contro l'Altamura ma anche contro se stesso per trovare un antidoto all'altalena al ribasso della stagione. Proprio in Puglia i rossazzurri avevano trovato 2 settimane fa quella che sembrava poter essere la vittoria del cambiamento a Monopoli e invece poi è arrivata la prestazione assolutamente negativa con la Casertana al di là del pareggio finale. L'Altamura nell'ultima giornata proprio a Monopoli ha dimostrato di essere squadra viva, pareggio in estremi scolto dai biancoverdi con un rigore di Grandolfo dopo che la squadra di Di Donato, prossima avversaria del Catania, si era portata in vantaggio con Rolando, uno dei migliori dei biancorossi. Come li affronterà Toscano? Con una squadra simile a quella vista nelle ultime partite. Quaini alternativa per Allegretto, comunque favorito, stesso discorso a centrocampo con Frisen e De Rose, con il secondo che potrebbe essere il prescelto. In attacco attenzione all'ipotesi Stoppa che potrebbe essere presa in considerazione in avvio o a partita in corso. Altamura viene da una buona partita col Monopoli, da un buon momento. Ormai il campionato, tutte le partite sono difficili perché ognuno per i propri obiettivi dà qualcosa in più. Ci facciamo trascinare dai giudizi in base al risultato. Noi passiamo la stessa formazione da Monopoli, che abbiamo fatto una grande partita, a Caserta e tutto è giusto e tutto è sbagliato in una settimana, andiamo dietro ai giudizi solo per il risultato. Dobbiamo stare sereni e tranquilli. Dopo il TG, come ogni venerdì, torna a Preview, in primo piano come sempre le vicende del Catania, ne discuterà Marco Carli con gli ospiti studio. Vi proporremo alcune parti della conferenza stampa di Toscano in vista della partita appunto con l'Altamura. Non mancheranno l'analisi tattica e le ultime sulle altre squadre siciliane di Serie C, in particolare il Messina con l'intricata situazione societaria e il Trapani in vista del derby di lunedì proprio con il Messina. Palermo al lavoro per la gara di domenica a Cosenza, bivio decisivo per la squadra ma anche per l'allenatore Marco Gullà. È probabilmente il bivio decisivo della stagione. La partita che il Palermo giocherà domenica a Cosenza rappresenta una delle ultime occasioni per rilanciarsi in classifica e dare un significato diverso ai 2 pareggi con Spezia e Mantova. Ma il match di Cosenza potrebbe anche essere un'ultima spiaggia per Alessio Dionisi, a rischio esonero se il Palermo non dovesse vincere. Le riflessioni sul futuro del tecnico sono sempre più concrete, insomma un passo falso potrebbe essere fatale all'allenatore. Recuperati intanto Di Francesco e Insigne,
Insigne, che saranno convocati. Da capire se Dionisi li schiererà anche a partita in corso, perché in questo momento il 3-5-2 non è congeniale alle caratteristiche tecniche dei due. E poi dilemma Nicolao: se il difensore non recupererà potrebbe essere arretrato Blen in difesa. A centrocampo Segre è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Verre, ma la scelta dipenderà da che tipo di partita vuole impostare Dionisi. Nel frattempo emerge ancora il nodo stadio. In Consiglio Comunale non è arrivata la firma sulla convenzione per la concessione del Barbera al club rosanero e Palermo-Sassuolo del 6 aprile rischia di giocarsi a porte chiuse. E per salvare il Messina arriva anche l'appello del sindaco Basile. Sentiamo Francesco Triolo. Noi oggi siamo qui perché il tempo è maturo in considerazione non solo del mancato versamento delle spettanze, ma anche della mancata, diciamo così, del mancato rispetto della scadenza in relazione a un atto che è stato fatto 2 mesi fa. In campo scende il sindaco Federico Basile. La situazione di grande difficoltà del Messina Calcio ha portato all'intervento del primo cittadino per cercare di salvare il salvabile. Così questa mattina a Palazzo Zanca incontro tra l'amministrazione comunale e il direttore sportivo della società Domenico Roma per trovare una via d'uscita. Basile ha detto di aver tentato di contattare la nuova proprietà ma senza fortuna e vuole capire quali potrebbero essere anche le intenzioni della vecchia proprietà. L'obiettivo è limitare i danni sulla penalizzazione. Sotto questo punto di vista l'idea che è venuta è quella di lanciare un appello pubblico per evitare appunto una condizione che potrebbe portare non al fallimento amministrativo ma a quello sportivo, affinché la città riesca con tutte le sue forze imprenditoriali, e qua faremo poi un ragionamento, a dare un contributo in una situazione nella quale c'è una nave senza nessuno al timone. Un appello quindi all'imprenditoria per salvare il Messina sul campo e aprire poi un ragionamento diverso per il futuro, ma i tempi sono stretti ed è questa l'incognita e la preoccupazione più grande. Ed è tutto per questa edizione, noi ci fermiamo qui, vi lascio adesso a Preview per il punto sul calcio, grazie a tutti, una buona giornata.